al processo per l'omicidio di Nicoleta Rotaru. Alla sbarra l'ex marito, ascoltati in aula gli audio shock registrati dal cellulare della vittima durante l'ultima violenza, l'urlo della vittima poco prima di morire. Omicidio di Frescada, resta in carcere la 56enne che ha coltellato l'uomo che la ospitava. Nell'interrogatorio la donna in lacrime davanti al giudice sceglie il silenzio. I suoi legali ci ha detto che non pensava di averlo ucciso. Venerdì i funerali di Anna Rita Panebianco, morta nel tragico schianto tra la barca e la briccola. Primi accertamenti sull'imbarcazione per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Distrutto dalle fiamme nella notte un capannone della storica azienda agricola rosatese Amadio. Super lavoro dei vigili del fuoco, il racconto della paura e lo sconforto dei titolari. Regionali, Daria ribadisce che correrà per Palazzo Ferrofini. Le sirene di Forza Italia sono sempre più forti. Intanto il segretario veneto dei Dem attacca Zaia sull'ipotesi proroga. Influenza aviaria, 57 focolai in Veneto nel 2024. La CIA lancia un piano di vaccinazione. La fase sperimentale riguarderà 5.000 tacchini. Monitoraggi sempre attivi, ma ad oggi nessun pericolo. Salto di specie verso l'uomo. Tutti pazzi per i pacchi. Da qualche giorno è caccia alla scatola misteriosa. La nave De Vero di Marghera, in centinaia fanno la coda per comprare a peso i pacchi non consegnati da corrieri o servizi postali. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Cominciamo dunque subito con le notizie. In apertura del nostro telegiornale, in tribunale a Padova il processo per l'omicidio di Nicoleta Rotaru. Alla sbarra l'ex marito Eric Zorzi, ascoltati in aula gli audio shock registrati dal cellulare della vittima durante l'ultima violenza. È un urlo straziante che scuote l'aula del tribunale, poi il rantolio di un respiro che piano piano si affievolisce, sovrastato dalle frasi deliranti pronunciate da Eric Zorzi. Nico, vattene, Nico, ti prego, dimmi che ci liberi. È un film dell'orrore, quello ascoltato durante la quarta udienza del processo al 42enne camionista di Abano Terme, accusato di aver ucciso l'ex moglie Nicoleta Rotaru simulando nel suicidio. La notte tra l'1 e il 2 agosto del 2023 il cellulare della donna registra la sequenza della violenza. Nicoleta era tornata a casa dopo aver trascorso qualche ora con il nuovo compagno con cui pianificava di rifarsi una vita insieme alle sue bambine, ma Eric Zorzi comincia ad offenderla. Un lungo monologo di insulti e volgarità irripetibili, quelli che per ore pronuncia contro di lei che cerca di dormire. Ma l'uomo non demorde. Ad un certo punto Nicoleta urla: Eric, ti prego, smettila. Sono i suoi ultimi istanti di vita. In aula Zorzi ha ascoltato impassibile, senza battere ciglio. Si è agitato però quando il consulente della procura ha fatto sentire altri audio di liti tra lui e l'ex moglie e con le figlie, anche loro vittime delle sue umiliazioni e dei suoi insulti. Oltre 1000 ore di conversazione registrate nel telefono e analizzate come prova non solo del delitto ma anche del carattere violento di Zorzi. Nell'audio della notte dell'omicidio si sentono rumori di un corpo trascinato, di attrezzi metallici e di un seghetto. Secondo il pubblico ministero, le azioni messe in campo dall'uomo per simulare il suicidio adagiando il corpo esanime di Nicoleta in bagno. La difesa di Zorzi però lo contesta. Quell'audio non è comprensibilissimo, non sono nemmeno comprensibili all'interno di questo gli spostamenti dello stesso strumento del cellulare, perché ad un certo punto sembra vicino al letto, poi sembra in bagno, come fa ad arrivare in bagno, perché dovrebbe arrivare in bagno. Ci sono tantissime cose da chiedere ancora da fare. L'audio in sé per sé secondo me è solo un documento. Gli audio portati in aula si riferiscono a numerosi liti avvenute negli ultimi anni. Piuttosto in carcere, ma ti faccio tanto male, diceva Zorzi il 19 giugno del 2023, un mese e mezzo prima della morte di Nicoleta. Per delineare la sua personalità violenta e prevaricatrice è stato ascoltato anche l'audio registrato il 4 ottobre del 2022 in cui è presente la madre di Zorzi che aveva richiesto l'intervento dei carabinieri perché il figlio l'aveva aggredita. Sei il demonio, andrai all'inferno, mi hai messo le mani addosso, mi hai quasi strangolato, diceva la donna al figlio. Io credo non ci siano neanche commenti da fare su una prova documentale così evidente di quello che era la vita di questa donna e delle sue figlie insieme a quest'uomo. Le udienze proseguiranno fino a maggio, la prossima è prevista il 2 aprile dove ci sarà la testimonianza del medico legale. Omicidio di Limena, avrebbe vegliato Alessio Battaglia, per ore il corpo senza vita di Franco Bergamin.
Non sarebbe morto subito, ma dopo molte ore Franco Bernardo Bergamin, l'anziano ucciso nel suo appartamento in questa palazzina di via Papa Giovanni XXIII a Limena. Questa è la ricostruzione fatta davanti al giudice per le indagini preliminari nel corso dell'interrogatorio di garanzia lo scorso 8 marzo da Alessio Battaglia, il quarantenne triestino in carcere per il delitto. Secondo quanto ammesso da Battaglia, la morte dell'80enne sarebbe arrivata al culmine di una lite. Lui avrebbe sferrato all'anziano un pugno e un paio di schiaffi, buttandolo a terra nella giornata del 22 febbraio. Un racconto che non convince la procura e i carabinieri che stanno indagando. L'autopsia ha riscontrato che la morte di Franco Bernardo Bergamin è avvenuta in modo rapido per la frattura dell'osso del collo, diversamente da quanto raccontato da Battaglia. Un'indagine tutt'altro che conclusa. Si attendono infatti riscontri dei conti correnti dei due, perché il motivo potrebbe essere economico. Battaglia potrebbe aver nascosto per giorni il corpo di Franco Bergamin, trovato chiuso in un armadio in 2 sacchi di plastica, per utilizzare la pensione, così come economici potrebbero essere i motivi delle continue liti tra i due negli ultimi mesi, con Bergamin che chiedeva a Battaglia, che viveva con lui da più di un anno, di contribuire alle spese di casa. L'omicidio di Preganziol, Barbara Mazzariol davanti ai giudici in lacrime sceglie il silenzio. In aula a pianto, è frastornata. Barbara Mazzariol, 56 anni, accusata di omicidio volontario aggravato da futili motivi, davanti ai giudici nell'interrogatorio di garanzia ha scelto di non parlare. Il GIP Piera De Stefani ha convalidato l'arresto, la donna rimane in carcere. I legali che la difendono avevano chiesto una misura meno afflittiva. Ora valuteremo i prossimi passi, spiegano gli avvocati Guolo e Pinto. Abbiamo parlato con lei, ma ci siamo ancora riservati di risentirla, andremo a trovarla i prossimi giorni, un passo alla volta, perché come dicevamo la questione è molto più complessa e articolata di quello che appare. Ovviamente è molto scossa, sta riflettendo su quanto sta accadendo, sta riflettendo soprattutto su quella che è stata tutta la sua vita. È pacifico questo. Che significa anche una evidente carenza di indole delinquenziale, come si potrebbe presumere quando si tratta di questi reati. Importante sarà l'esito dell'autopsia che sarà eseguita dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli per stabilire l'entità della ferita che ha portato alla morte dell'uomo. Solo dopo la procura potrebbe rilasciare il nulla osta per la sepoltura del 66enne. La Mazzariol, all'arrivo dei carabinieri, aveva rilasciato le prime dichiarazioni ed aveva consegnato lei stessa il coltello nelle mani degli investigatori. Mauro Pereni, la vittima, è stata raggiunta da un solo fendente che lo ha colpito al cuore. È stato lui a chiamare i soccorsi, lui è salito nell'ambulanza, ma poi la situazione è precipitata. Per questo Barbara non pensava di averlo ucciso. Quando l'avvocato Guolo l'ha raggiunta in carcere a Venezia, ha dovuto comunicarle quello che era accaduto. Si è quasi sentita male, ha spiegato il legale, non pensava di averlo ammazzato. Intanto emergono altri particolari. La casa all'arrivo dei militari dell'Arma non era a soqquadro, non c'erano segni di lotta. Non abbiamo riscontrato elementi, ha spiegato il tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso, che potesse far pensare ad un'aggressione violenta. Nelle prossime ore saranno eseguiti tutta una serie di accertamenti anche sul coltello presso il Resse di Parma per cristallizzare la dinamica dell'omicidio, mentre i Carabinieri sentiranno familiari e vicini per approfondire l'ambiente in cui si è consumata la tragedia. Siamo nel Veronese ora perché ci vorrà del tempo per stabilire le cause del decesso di Maria Teresa Nizzola, 76 anni, e del marito Marco Steffenoni, di un anno più giovane, trovati senza vita in stato di mummificazione sabato sera nella loro casa in Strada dei Monti a Montericco. E in attesa di risposte, ieri il sostituto procuratore Beatrice Zanotti ha conferito l'incarico al medico legale e oggi all'Istituto Borgo Roma è stata eseguita l'autopsia. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, anche se la causa più plausibile potrebbe essere un'intossicazione forse da monossido di carbonio. Avvelenamento che avviene in via graduale, provoca debolezza, nausea, stato confusionale, spiegherebbe così diversi luoghi di ritrovamento dei corpi. Lei al piano terra, lui in camera al primo piano, sdraiato vicino a una finestra, ipotesi che sarebbe confermata solo dopo l'esclusione della presenza di eventuali traumi sui corpi della coppia. E venerdì i funerali di Anna Rita Panebianco, morta nel tragico schianto tra una barca e una briccola a Venezia.
Saranno celebrati venerdì alle 11 nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia i funerali di Annalita Panebianco, la valente e valorosa manager 56enne del caffè Florian, scomparsa lo scorso 8 marzo dopo un tragico incidente in laguna tra Torcello e Tessera. I primi accertamenti hanno evidenziato 2 profondi squarci nell'imbarcazione che sarebbe andata a sbattere contro una bricola. Lo scafo è stato posto sotto sequestro e ora saranno necessari ulteriori accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Intanto l'autopsia sul corpo della povera donna, effettuata nei giorni scorsi, ha confermato che lei è deceduta dopo aver sbattuto violentemente la testa. Andrà stabilita, anche sulla base di alcune testimonianze raccolte, la velocità del barchino. Così un tranquillo pomeriggio di spensieratezza e gioia in laguna si è trasformato in tragedia. La celebrazione dei funerali di Annalita Panebianco sarà a Venezia e venerdì, in questo triste e tragico giorno, il caffè Florian rimarrà chiuso per lutto. Al termine delle esequie, Annalita Panebianco sarà tumulata nel cimitero di Paresi in provincia di Bari, suo luogo di nascita dove riposerà per sempre. Tanti ancora i ricordi dei colleghi, come conferma il direttore artistico del Caffè Florian, Stefano Stipitivic, che così la descrive. La capacità, l'intelligenza, la sensibilità e anche la bellezza di questa nostra collaboratrice che ci ha lasciato. Io credo che lei ultimamente si occupava dei social e aveva questa capacità di descrivere la nostra città e inserire il Florian all'interno della storia della città. Allora Annalita, io ti saluto e ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per noi. Ci mancherai. Siamo alla politica perché esplode la polemica sulle frasi di Zaia e su una possibile proroga dell'attuale mandato. Nel centrodestra continua l'affaire dei consiglieri leghisti pronti a passare con Fratelli d'Italia. Da mesi il centrodestra non fa altro che litigare, a discutere di se stesso, ignorando del tutto i problemi dei veneti, quelli legati alla sanità o al lavoro o al caro bollette. Oggi vorrebbe anche spostare le elezioni. Ecco, voglio dirlo con chiarezza, non ci sono motivazioni giuridiche e politiche per farlo, le elezioni sono previste nell'autunno prossimo, si voti e soprattutto non si pieghino le regole democratiche per interessi di parte. Insomma, non si gioca con la data delle regionali, fa intendere il numero 1 del PD Veneto Andrea Martella all'indomani della battuta di Luca Zaia sul fatto che il suo mandato stia finendo, a meno che non ci siano delle proroghe, frase che ha messo in subbuglio la politica veneta, che già si sta rovellando sul tema del terzo mandato in attesa che sul caso specifico di Vincenzo De Luca si esprima la Corte Costituzionale. A Ring con Ferdinando Avarino interviene anche il giornalista Mario Giordano. Sono dell'idea che il terzo mandato si possa fare, nel senso che non capisco perché si può fare il terzo, ma abbiamo dei parlamentari che sono parlamentari dal 1985 ininterrottamente, da 40 anni, non capisco perché se i cittadini scelgono non siano liberi di scegliere chi li governa. Terzo mandato che non deve diventare un grimaldello per favorire questa o quella forza politica. Giordano, come sempre, va dritto al punto. Se Fratelli d'Italia, Lega, politicamente se la devono risolvere, così se la risolvano nei rapporti di forza fra di loro, ma è una questione politica. Non è che si mette una regola, un vincolo sul terzo mandato per far fuori Zaia. Tensioni tra alleati che non riguardano solo il candidato governatore. Nella Lega si fanno i conti con quei consiglieri regionali che attualmente non versano le quote al partito, dati in procinto di passare nelle file di meloniani e forzisti. A loro il messaggio del capogruppo Villanova. Tutti noi siamo arrivati in regione grazie alla Lega e grazie al presidente Zaia e non dobbiamo mai dimenticarcelo. Facciamo parte appunto di una squadra e nessuno di noi è il Maradona o il fenomeno che è arrivato solo grazie alle proprie gambe. Ma Villanova si rivolge anche agli alleati e a quella che sembra una strisciante campagna acquisti. Ho sentito anche le parole del collega capogruppo Pavanetto. Ecco, io non voglio di Fratelli d'Italia, voglio sperare insomma che non ci sia questa pressione fatta nei confronti dei nostri consiglieri, perché è qualcosa che non sarebbe piacevole. Lega che deve fare già i conti con gli ex big, tra i primi della lista il sempreverde Gian Antonio D'Arè.
Sicuramente correrò a queste regionali, non so con chi, ma sicuramente correrò a queste regionali, non con la Lega, questo è chiaro. Forza Italia sì, con l'amico Tosi, no? Poi insomma l'amico Tosi mi ha proposto. Voleva che corressi già alle europee. Mi sono preso del tempo anche perché ci sono delle valutazioni da fare. Siamo nel Bassanese con la cronaca: distrutto dalle fiamme nella notte un capannone di una storica azienda agricola. Tanta paura questa notte, attorno alle 2:30 in via Fabio Filzi a Rosà è divampato un pauroso incendio che ha completamente distrutto tutto quello che era custodito in quel magazzino. C'era il mangime per le bestie, c'era il foraggio per gli animali dell'azienda agricola gestita da Renzo Amadio. Con me la moglie del titolare, Tamara Sirbu. Signora, sono stati davvero momenti di grande paura e tensione. Certo, quando vedi queste cose non è piacevole, e dopo un spavento di notte che ti svegli con tanta paura, angoscia per andare fuori per vedere cosa succede, perché scoppiava le rotte del carro miscelatore, allora un rumore tremendo. Ancora al lavoro i vigili del fuoco arrivati oltre che da Bassano anche da Cittadella e Vicenza, più di una dozzina di operatori sul posto dalle 3 della scorsa notte sino al pomeriggio odierno per domare il rogo e assicurarsi lo spegnimento di tutti i possibili focolai. Salvi 700 capi di bestiame che si trovavano nelle stalle, anche se i danni materiali sono ingenti. Siamo rimasti senza mezzo di lavoro, mezzo di trasporto di lavoro e niente. Speriamo che ci riprenderemo, non so come, ma speriamo bene. Per voi è un danno importante a livello proprio economico? Tanto. Lui ha lavorato in questa azienda di piccolo, di 14 anni, già lavoravo qua per mettere in piedi questa azienda, è grande, è grandina l'azienda, e dopo infine si succede in un attimo, in due ore, anche in mezza oretta, e prende fuoco tutto. Tanto lo sconforto del titolare, Renzo Amadio. Compromessa anche tutta un'attività, il lavoro di una vita? Ho sempre fatto io questo lavoro. Non ci voleva? Anche perché sono a conclusione dei miei anni lavorativi. E non ho portato fuori l'azienda dell'acqua, di modo ancora in pericolo. Ora i tecnici dei vigili del fuoco devono capire l'origine delle fiamme, sul posto in sopralluogo anche i carabinieri. Influenza aviaria, 57 focolai in Veneto nel 2024, la CIA lancia un piano di vaccinazione. Un piano di monitoraggio e vaccinazione contro l'influenza aviaria. Il lancio dalla Confederazione Italiana Agricoltura in Veneto, regione dove nel 2024 sono stati registrati 57 focolai. Il piano comprende il rafforzamento della biosicurezza negli allevamenti, il monitoraggio attivo e passivo e vaccinazioni preventive per galline ovaiole e tacchini. Dalla CIA la necessità di agire su più fronti per ridurre il rischio. La prima fase sperimentale riguarderà circa 5.000 tacchini. Saranno poi studiate tutte le implicazioni relative al vaccino. Un piano che entrerà a pieno regime entro il 2026. Un primo passo, intanto, va fatto secondo la CIA, definendo le aree dove la prevenzione potrà permettere un reale beneficio. Successivamente sarà presentato al Ministero della Salute. Dalla Confederazione, intanto, l'impegno affinché il Dicastero finanzi il piano con delle adeguate risorse. La cabina di regia spetterà poi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Il virus dell'influenza aviaria è uno dei candidati a fare il famoso salto di specie, quindi dobbiamo sempre tenerlo sotto controllo. I monitoraggi davvero sono tantissimi, ci sono stati questi casi di passaggio di specie nei bovini negli Stati Uniti, quindi noi stiamo anche sorvegliando gli allevamenti bovini e non abbiamo trovato nessuna evidenza di presenza del virus, e continuiamo anche a monitorare se il virus acquisisce quelle caratteristiche che lo rendono pericoloso per l'uomo. In questo momento no. Nessun allarme in questo momento per la peste suina. Non è assolutamente una malattia che si trasmette all'uomo, questo va detto, non c'è nessun rischio né col consumo di carne suina né col contatto con animali malati. È un problema molto grave per il comparto produttivo, in particolare quello suinicolo, e anche per le produzioni a base di carne suina, perché rischiamo dei blocchi importanti all'esportazione. In Veneto non c'è la peste suina, non è mai arrivata, ma sicuramente non è un problema risolto, quindi anche in questo caso attenzione ai massimi livelli.
Un'ultima ora, un'auto pirata ha investito una bambina di 2 anni e la madre mentre stavano attraversando le strisce pedonali nel pomeriggio a Verona. Il conducente è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sull'episodio indaga la polizia locale che è alla ricerca del veicolo. Il guidatore rischia pesanti conseguenze. La bimba è finita al pronto soccorso pediatrico ma non sarebbe in pericolo di vita. Continuiamo con le notizie, ci spostiamo a Marghera, tutti pazzi per i pacchi. Da qualche giorno è caccia la scatola misteriosa, la nave De Vero. In centinaia fanno la fila per comprare a peso i pacchi non consegnati da corrieri o servizi postali. Passano da uno scatolone all'altro, rovistano, pesano i pacchi con le mani, li scuotono pensando di capire cosa c'è all'interno. Alla fine pagano e si allontanano in fretta per scartare e aprire lontano da occhi indiscreti. Fingono di essere solo curiosi, di non aspettarsi niente di particolare, che spenderanno pochi euro. La realtà è diversa. Il meccanismo è semplice, funziona. King Collis è una startup francese, acquista i pacchi che Amazon o i servizi postali smarriscono o non consegnano e li rivende a peso, quasi 2 euro al letto, 20 euro al chilo. C'è chi è in coda da più di un'ora, quindi può rimanere 10 minuti tra gli scatoloni, sceglie, pesa e paga. Una curiosità contagiosa, i social fanno il resto e così da giorni nella hall della nave De Vero di Marghera la scena è sempre questa, dalla mattina alla sera. In base a cosa ha scelto? Uno era grande e quindi mi ispirava e l'altro ho detto è piccolo e vediamo come va. Hai speso tanto? No, 50 euro, non di più. Quello grande ad esempio cosa potrebbe essere? Una scatola, non lo so. È sorpresa, è pronta a è il tutto. regalo, no? I regali sono a sorpresa e quindi vanno benissimo. Curiosità più che altro. Quanto avete speso, posso chiedere? Sui 300 euro. 300. Parecchio? Sì, pensavo meno sinceramente, però poi sai, prendi, butta dentro, arrivi lì e te lo pesano. Ho sentito prima una signora lì tutta arrabbiata che trova 5 pacchi di sale grosso. Vengo dalla Moldavia, spero di trovare qualche bel tesoro. Quanto ho speso lo tengo per me. Le delusioni non mancano, i racconti diventano leggende, c'è chi dice di aver speso una manciata di euro e poi ti confessa che viene tutti i giorni. È come un gratta e vinci, un gioco d'azzardo che ti cattura, con la differenza che qui qualcosa porti a casa di sicuro, un cavo per il telefono, un bagno schiuma, una felpa, magari, però puoi sempre dire che è proprio quello che volevi. Avete speso tanto? 50, vediamo, speriamo. E come avete scelto? A caso, Sì, principalmente, un po' a caso. in base al peso, alla forma più che altro. È la mia prima volta e non so cosa troverò, spero bene. Come sceglierete? A caso. Provate a muoverlo, a scuoterlo. Che se comprerò, sì. Avete un budget di quanto? Non ho un budget in questo momento. Provo a vedere se riesco a sentire col tatto cosa c'è dentro e poi vedrò. È tutto un mistero? Un mistero, sì. Importiamo tutto dall'America. Cosa le piacerebbe trovare? Ma non lo so. Qualcosa di elettronico? Qualcosa di elettronico, un telefonino, non so. È difficile però. Una cifra che è disposta a spendere? No, adesso vedo, può darsi che non spenda niente. Che faccia solo il giro per vedere cosa c'è. Giovani, adulti, pensionati, da soli, con gli amici, marito e moglie, tutti sono elettrizzati, ti mettono allegria, l'ottimismo ti contagia e poi se non sei soddisfatto va bene lo stesso, meglio non farlo vedere, magari si può ritentare. E si chiude così il telegiornale, grazie per essere stati con noi subito dopo il meteo, grazie a tutti ancora, una buona serata, arrivederci.